Lascio Roberta con Salvatore. Salvatore, Eccoci qua. eccoci qui, accanto a me da inizio puntata, quindi l'avete già visto tutti, avete avuto modo di vederlo tutti. Noi abbiamo scambiato in questi giorni un po' di vari pensieri su WhatsApp, non ci conoscevamo, quindi era giusto farlo prima di presentarlo qui. Vabbè, io lascio a te innanzitutto la parola, i saluti se vuoi Allora, un tranquillamente. attimo E solo. sì, dicevo, allora, è qui Salvatore con me che ha portato, insomma, lo sto guardando da un po', questo libro meraviglioso. Dai, parlacene un po', Sì, allora io mostralo al pubblico. innanzitutto volevo ringraziare al signor Bernardo per questo invito, a Grazie Giuseppe a te. Recchia che anche lui mi ha parlato di questa bella trasmissione, e mi permetto anche di salutare René Bonante, che per primo mi ha parlato di questa bella emittente, di questo bel progetto, quindi sono felice di farne parte, soprattutto perché è la prima puntata, e quindi Noi le ti prime puntate sono ringraziamo. sempre Di rottura di ghiaccio. rottura ghiaccio. Allora, io, come già ho spiegato in privato, non è il mio habitat naturale stare davanti alla telecamera, perché di Vabbè, ma c'è solito sto sempre una dietro. prima volta. Però, quindi mi trovo in non è una veste naturale per me. Allora, arrivando l'argomento per cui sono stato invitato, qui c'è questo libro uscito nel 2020, in occasione, o meglio nel 2021, nell'agosto del 2021, in occasione degli 80 anni di nonno Mario. Un libro che ho dovuto faticare per convincerlo a scrivere, perché nonno è uno degli artisti meno autocelebrativi della canzone Della napoletana. storia. Quindi, mentre altri, Piccolissimo, Salvatore. Il mentre titolo è forte. Beh, il titolo il è... titolo è il suo successo più grande, indifferentemente, che hanno poco tutto quanto l'hanno rubato, sta indifferentemente, però i primi Però fu interpreti, lui il primo. i primi E Mario. interpreti sono stati Mario Trevi e Mario Abate al Mario Abate. Festival di Napoli del Eccoci qui, 1963. eccoci qui. Fu lui Dove il siamo? primo. Sì, sì, Eccolo sì, sì, qua. sì. Lo facciamo vedere, indifferentemente, il sorriso di Eh? nonno Mario. Infatti il Un nonno, con questa bella canzone, quando c'era ancora una discografia, perché oggi non c'è neanche più quella, il 45 giri vendette 3 milioni di copie, quindi penso altrettanto, se non di più, pure Abate. Addirittura il 45 giri di nonno, detto da Pietro Gargano, il giornalista Pietro Gargano, quindi la Il fonte è mattino. lui, se dico una sciocchezza pigliatevi Luis. Mina ascoltò il 45 giri di nonno per cantare poi Indifferentemente dal 1968, perché ce l'ha il repertorio da quell'anno e poi l'ha incisa nel 1996. Gli autori sono Umberto Martucci e Salvatore Mazzocco, che sono una parte importante che non viene sempre celebrata. È vero. Per esempio di Ciro in Cielo Buie e di Fusco Falvo del 1930. Edizione La Canzonetta, perché senza l'edizione non si può Non fare si- non niente, si e il faceva primo niente. interprete fu Vittorio Parisi, una delle 3 P della canzone napoletana. Cosa dire? Oggi è Raccontaci un po' tu difficile. come hai vissuto, nonno sia da nipote ma anche insomma, da collaboratore, possiamo dire Allora, così, no? io L'hai affiancato anche. tutto nasce dall'amore. Beh, Prima senza quello, prima Salvatore... quello familiare, e poi è subentrato quello, tra virgolette, lavorativo e artistico. Io ho avuto modo di seguire nonno dal 2007, quindi le ultime cose ho avuto la possibilità di vedere dal vivo, le altre le ho studiate. Poi da lui mi sono allargato, diciamo, ai suoi colleghi della sua generazione, quindi ho avuto la grande fortuna, il grande onore di conoscere la signora Mirna Doris, Giulietta Sacco, ho il piacere di conoscere Salvatore Palomba, ho avuto il piacere di incominciare a studiare questa generazione che è sempre maltrattata, perché loro sono i principali interpreti che hanno portato la canzone napoletana nel mondo dal secondo dopoguerra fino agli anni 70. Però uno si dimentica, perché poi
Con la fine del Festival di Napoli si è dato un po' spazio ad un altro tipo di canzone, che è il Napoletan Power, oppure la musica popolare però colta, quindi quella di Roberto De Simone. Un po' il festival, non si sa perché, è stato un pochino messo da parte anche un po' dalla RAI, e quindi ha dato la possibilità ad altri cantanti di creare il proprio percorso, però alla fine la storia si fa con i fatti e non con i Infatti, ricordi. perché poi comunque quando, no, si va anche a fare una ricerca, alla fine questi nomi non tramontano mai, questi anni non tramontano mai, e chi come noi ha quella passione, ha quell'amore di voler sapere com'era, no? Un po' quello che non abbiamo vissuto, cioè loro sono lì. Chi c'è oggi ancora, chi non c'è, ma ci sono stati, hanno lasciato un grande segno. Il problema è che le nuove generazioni dovrebbero avvicinarsi, solo che significa studiare, e siccome le nuove generazioni non è che tengono tante geni di studiare. Ragazzi, voi confermate sta cosa? Voi ce l'avete lo genio O di meglio, studiare? avete altri esempi musicali oggi? Quindi... Però vedi, già il fatto che ci suonano di Citangelo e Vui ci fa sperare, no? beh, Ci fa sperare che qualcosina si può ancora fare. Se oltre a cantarla si inizia pure a studiarlo come testo, e allora là si ha la possibilità di portare avanti, perché stiamo parlando di un bagaglio culturale che ci invidia tutto il mondo, però noi siamo noi padroni, i custodi di questo bagaglio, dobbiamo portarlo avanti noi, perché se non cantate più voi, che siete più giovanotti di me, non si canta più. Quindi portiamo avanti questa bandiera napoletana, c'è perché... una parte di cultura che so 150 anni che c'ho a fumare. Esatto, c'è davvero, è vero. Anche perché, parlando del Festival di Napoli, è vero che il primo Festival di Sanremo è stato fatto nel 1951, ma era fatto con 4 cantanti. Cioè era il duo Fasano che era torinese, Nilla Pizzi che era emiliana e Achille Togliani che era milanese. Nel 1952 il Festival di Napoli fu fatto con 11 cantanti che venivano da tutta Italia, quindi da Sergio Bruni, da Domenica Attanasio, abbiamo da sempre un Antonio senso di Basucci. inclusione. Cioè il primo festival italiano canoro è quello di Napoli, perché Esatto. venivano da tutta Italia gli interpreti, e infatti Desiderio e Sole c'è Franco Ricci che è napoletano e Nilla Pizzi che è emiliano. Sì. Quindi questo permetteva anche alla canzone di unire due parti d'Italia e anche 2 mercati, certo. Perché la fine del Festival di Napoli non è stata soltanto la fine di un concetto artistico, ma anche discografico. Cioè si vendevano i dischi. Ne parlavamo, no? Festival Qualche giorno fa al telefono, è così. Era una cosa. Oggi non c'è più. Era un'industria che tanta gamba fatta, cioè ci siamo fermati, ci siamo auto-boicottati. Io mi collego a questa cosa che hai detto, no? Dei dischi che si vendevano e c'era il meraviglioso negozio di dischi, e tu sei fortunato anche per un altro aspetto, perché la famiglia di nonna aveva questo negozio spagnolo. Anche spagnolo, famoso, e mi hai fatto anche vedere tra l'altro una foto, non so se dalla regia Giuseppe puoi mandarla questa foto che ti ho inviato perché ci tenevo, questa foto di una copertina di... Giuseppe, mi senti? Sì? Ok. La Napoli di De Crescenzo. La Napoli, sì, di De Crescenzo, che si vede in fondo, insomma, questa coppia di spalle, in fondo il negozio. Io mi sono emozionata quando me l'hai mandata, perché il negozio si chiamava I Sette Nani, perché ogni nano era un'etichetta discografica, quindi la Durium, la Vis Radio, la Fonit Cetra, la Columbia, la Universal, cioè ogni nano aveva la sua etichetta. E adesso appena Giuseppe sarà pronto ce la farà vedere, ma soprattutto la farà vedere a casa. E quindi tu sei stato nella musica praticamente, no? Io sono stato un fortunato e sono un fortunato, uno per una questione di parentela e 2 per una questione generazionale, perché queste cose non dovrebbero appartenermi per generazione, perché non ci rientro come epoca.
Ecco qua. Quindi, Eccola, eccola. Sì, sì, quindi sì. L'audiovilla. qua stiamo parlando, sì, questo è il maestro Salvatore Mazzocco con Milva nel 1961, Milva. Mare Verde. Questo è il festival del 1966 dove Nonno fece il terzo posto con Tony Assarita che è di profilo, poi ci sta Aurelio Fierro con A Pizza insieme a Giorgio Gaber e il primo posto è Bella cantata da Robertino e da Sergio Bruni. Che Infatti, schiera di artisti, eh? Ah, questa è la copertina. In Questa fondo è la copertina che in fondo si vede, al lato sinistro in fondo si vede questa immagine di questo negozio di dischi che ci parlavamo in settimana di quanto mancano sì, questi sì. dischi materiali, per quanto c'è un ritorno al vinile, manca quella magia di uno degli ultimi entrare. esempi di negozio di dischi, vabbè, uno era Giancar alla Ferrovia e un altro è la boutique del disco a Torre Annunziata. Ah, C'è ancora del signor Sorrentino, è uno degli ultimi superstiti. Mi auguro che Sì, possa, c'è. possa continuare questo mercato, perché lo tutto so che parte ormai anche da lì, no? Però, cioè proprio non far morire neanche questa lo so. tradizione, anche però ci dicevamo che manca. oggi manca diciamo, il supporto fonografico è cambiato, la discografia è cambiata, ormai c'è internet, la musica Roberta, liquida. Bernardo, non volevo caro. interrompere Salvatore, vogliamo ascoltare indifferentemente, ma la facciamo Dal vivo? presentare per Salvatore? Assolutamente sì, se non la presenta lui. 1963, vero Salvatore? Sì, sì, di Martucci Martucci. Mazzocco, edizione La Canzonette. Indifferentemente, i ragazzi del liceo musicale Pitagora Croce. Bravi, ma che canzone, che canzone. Tra Bravi. l'altro questa era anche considerata, insomma la diedero anche quasi per vincitrice, nel senso che era Sì, tra le preferite, no? Questo è l'11° Infatti festival di Napoli. successe pure Anche lì il un altro, 48. sì, questa era purtroppo un'altra caratteristica del festival. Questa Una canzone, delle voi piaghe. quanti anni avete, ragazzi? 17. Mamma mia. Allora, nonno quando ha cantato questa canzone aveva 22 anni al festival e il 18 ottobre del 2023 fa 60 anni questa canzone. Che meraviglia. Quindi il fatto che si canta ancora è quello, la magia delle classiche napoletane, perché È quando una quello. canzone arriva a tanti noi, anni, a no? tante E poi generazioni, ritorna alle quella è una generazioni nuove, classica. quella è una classica e quella è una canzone. Ci dicevamo in settimana telefonicamente, no? Cioè oggi c'è una musica che possiamo chiamare usa e getta, che oggi c'è, la settimana prossima deve uscirne un'altra con un videoclip associato. Ma chi si ricorda 3 anni fa, 4 anni fa, qual è stata la canzone? Io a volte non mi ricordo neanche la canzone vincitrice di Sanremo, ma neanche dell'anno scorso, giuro, non lo dico per dire. Cioè questi sono i brani che sono studiati, che hanno un qualcosa di vero, di reale. Il fatto che oggi dei ragazzi la riprendano, credo che sia tutta lì la magia. Quindi ragazzi, non facciamo tramontare questa passione, e davvero, se questa deve essere la vostra strada, quella musicale, prendete spunto dalle nostre radici, perché sono davvero da insegnamento, da grande insegnamento. Quindi vabbè, che dire, Roberta, dimmi. scusami, parlando di cultura napoletana, poi chiudiamo con Salvatore, Sì. che ringrazio ancora di essere venuto e che è un grandissimo cultore, nonché nipote di Mario Trevi, della canzone classica napoletana. Roberta, a te. Bernardo, no, io più che altro direi di concludere io voglio ricordare di nuovo del libro di Salvatore Architravo, No, indifferentemente il libro è di Mario Trevi, io ho aiutato. Sì, no. Mario Trevi, non sbagliamo, No. nonno. Io ho solo avuto il compito di allora facciamo portare con su carta quelli quello che erano che i pensieri. i suoi pensieri, Sì. la sua storia, insomma, lo trovate dove possono trovarlo? Possono trovarlo su Amazon anche in versione inglese, perché sono arrivate anche richieste dal mercato anglofono, e quindi su Lo vedi internet che se ci sono spingiamo tutte- arriviamo ovunque, tu lo vedi che Sì, noi se sì, sì, insistiamo poi arriviamo Oggi ovunque. abbiamo la possibilità con il telefonino di arrivare in tutto il mondo, Esatto. però non dobbiamo fare i Neanderthal nella biblioteca, perché abbiamo la Esatto. possibilità di arrivare alla cultura, ma la pure capì.
che se no non ha una Ma poi la funzionalità. bellezza è l'odore, ragazzi, signori, l'odore del libro materiale. Andate ad acquistarlo e scoprirete di più su questo straordinario e sorridentissimo artista. Ma che bel sorriso, Mario Trevi, che bel sorriso. Bello, bello veramente. Prima Dai. di chiudere mi piaceva leggere la frase che sta dietro la copertina del libro. Chi la legge? È bella, La facciamo leggere, la vogliamo vuoi far dire? leggere? La vogliamo far leggere a Salvatore? Dai, vai. Certo, Allora, questa qua è una massima di nonno. È che devono ascoltare Quindi- bene tutti. L'uomo falla... l'uomo passa Vai. mezza vita rovinando la salute e l'altra mezza cerca di sa cura. Quindi questa è una... Il nonno ce l'ha È scritta una in massima. casa. E Sì. vogliamo insomma dire a sti ragazzi che si stanno adesso lanciando in un futuro, non passate mezza vita a rovinare e l'altra allora, ad aggiustarla. gli sbagli si devono fare perché sono sì, esperienza, certo, però non da lì si esageriamo impara. perché poi non c'è più tempo per recuperare. Esatto. Buonanotte, Ciao a grazie. tutti, alla prossima Buona settimana. serata. A mercoledì.